Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì, Teresina e Scandierre. Allora, il corner di oggi inizio ringraziandovi per il corner scorso, per quella recensione sul corner, scusate, sulla mostra di Spadini al Castello di Belgioioso a Pavia. È piaciuto molto come corner, era un format nuovo, non mi sono mai messo un corner intero a spiegare il perché e il per come dell'allestimento di una mostra, c'era l'occasione, l'ho colta al volo, è piaciuto molto, quindi sicuramente quando ci sarà modo di rifare una cosa simile lo farò sicuramente. Non solo, credo che sia stato un record in termini di feedback, cioè per numero di messaggi, chiamate, complimenti, eccetera. Poche altre volte ho ricevuto tutto questo entusiasmo da voi come nell'ultimo corner, quindi sono molto contento di questo risultato. Speriamo che a breve ci sia modo di farne un altro simile. Allora, per il corner di oggi ho un po' di argomenti e sono tutte quante mostre, tranne alla fine che ci sarà invece la recensione di un'asta, analizzeremo insieme un'asta Sotheby's Milano di opere principalmente artisti italiani perché sono accadute un po' di cose interessanti. Allora, io inizierei presentando però prima, anzi non presentando ma ricordando della mostra a Crocetta del Montello, perché la mostra io ve l'ho già recensita 2 o 3 corner fa, mostra che vi voglio ricordare non solo perché ho collaborato per la realizzazione della mostra, ma soprattutto perché c'è andata tanta gente che segue il corner, che è stata consigliata da me, dagli altri curatori, eccetera, e non ce n'è uno che non abbia espresso pareri positivissimi. Quindi, per sentito dire, so che la mostra sta piacendo molto molto. Quindi vi invito a fare un salto. Vi do i dati tecnici base. Aperta fino al 9 gennaio, Villa Ancillotto di Crocetta del Montello in provincia di Treviso. La mostra si intitola La rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto. E il focus, siccome è il secondo capitolo di una trilogia, la prossima si farà tra un anno circa, questa mostra pone il focus su Zoran Muzic, Mario De Luigi e Tancredi. Oltre a questi chiaramente c'è tanto spazialismo veneziano e non solo. Io però devo fare anche un ringraziamento, oltre a Renzo Limana, Art Dolomites, per la curatela del progetto, soprattutto a chi ha ospitato questa meravigliosa mostra, quindi il comune di Crocetta del Montello. Io vi mando in onda un brevissimo video proprio come resoconto di questa mostra per ricordare i dati generali, eccetera. Sentirete Giovanni Granzotto, sentirete Antonella Albani, curatori della mostra, che in brevissimo vi presenteranno il tutto. Vedrete un'anteprima di qualche opera. Il resto lo dovete vedere dal vivo, quindi vi invito caldamente a visitare questa mostra. Prego regia con il video. Dopo un anno di attesa e di grande attesa per il successo che nonostante le difficoltà aveva avuto la prima parte del programma di Crocetta del Montello riparte con la seconda puntata della rivoluzione silenziosa dell'arte nel Veneto. Questa seconda parte si occuperà degli anni che vanno dal 1940 al 1970, cioè degli anni immediatamente precedenti alla guerra e poi dei decenni successivi. E avrà una particolare caratteristica: si soffermerà su quello che è accaduto nel Veneto attraverso il rilancio della Biennale del 1948, quando riparte tutto il mondo dell'arte, oltre a tutto il mondo in generale, quando dopo la guerra rinasce tutto, come dopo una pandemia, dopo un terremoto, ma ancora di più. E con la Biennale del 48 nel Veneto l'arte riparte in maniera straordinaria. Qui, in questa mostra, ci soffermeremo soprattutto su 3 grandissimi artisti: Zoran Muzic, Tancredi e De Luigi. Se vorrete vedere, capire quanto importante sia stata veramente
quel periodo dell'arte italiana, soprattutto dopo la guerra, venite quest'autunno a Crocetta del Montello e vedrete una mostra indimenticabile. Vedendo i quadri singolarmente, sì, dicevo che belli, interessanti, grandiosi, spettacolari, visti tutti insieme l'altra sera mi hanno dato un'emozione straordinaria. Ci sono delle sale che veramente emozionano. E quindi io direi che questa mostra è significativamente importante proprio per la portata del messaggio che vuole lanciare. Pensate che tutto quanto è partito dalla famosa Biennale del 48, questa famosa Biennale che ha segnato chiaramente lo spartiacque tra quello che c'era prima e quello che ci sarà dopo. Nel 48 c'è stata veramente una rottura tra gli altri artisti. Pensate, c'era una grande sala di Picasso, per cui poi da qui il cubismo ha radicato le sue fondamenta negli artisti veneti in maniera significativa, ma c'è stata anche la presentazione di una grande sala con tutta la collezione di Peggy Guggenheim. E questo è stato sconvolgente per l'arte, perché immaginate per la prima volta avere un rapporto diretto con l'espressionismo astratto e l'arte d'oltreoceano ha cambiato completamente i parametri visivi degli artisti, e coloro che erano più sensibili si sono avvicinati ad un nuovo modo di vedere. Allora, le tre personalità significative che sono ben rappresentate in questa mostra, lo diceva prima Stefano Cecchetto, sono Music, De Luigi e Tancredi, che sono tre pilastri di questo periodo. Ma c'è stata anche un'altra significativa rivoluzione che per me è stata veramente importante, e io l'ho chiamata una stagione irripetibile nel saggio che io ho scritto. Ed è quella che la vera rivoluzione che è rappresentata dal gruppo chiaramente dello spazialismo veneziano. Questo spazialismo veneziano rappresentato da Guidi, De Luigi, Tancredi, Morandis, Bazzi, Vianello, e poi a loro si sono aggiunti anche un giovane Finzi, un giovane Licata e Rampin. Sono stati veramente significativamente di rottura, ma hanno anche saputo interpretare quella che è la concezione della luce veneziana attraverso una visione incredibilmente sensibile nei confronti del cromatismo e sensibile anche nei confronti dell'interiorità. È chiaro che non è mai stato abbandonato totalmente il campo figurativo, perché un riferimento alla natura, allo spazio, alla luce c'è sempre stato. Nel campo figurativo dobbiamo sottolineare che ci sono comunque delle personalità che si muovono, e le vedrete anche in mostra. Zotti, Gianquinto, Pizzinato, Paolucci sono rappresentati anche in mostra, ma rappresentano ancora quell'aggancio alla tradizione che era un po' la caratteristica dell'arte veneta in generale. La stagione più amata per me è appunto quella dello spazialismo veneziano, una lezione che è legata soprattutto a quella che è stata la rivoluzione della visione dello spazio, che ci ha portato oltre. È uno spazio che va al di là di quello che vediamo, al di là del visibile, e che va invece verso l'invisibile, verso l'interiorità, ma anche verso il cosmo. È una mostra impegnativa, una mostra molto coinvolgente, ma bisogna saperla leggere, bisogna soprattutto lasciare
aprire gli occhi e la mente e soprattutto il cuore alle emozioni che ci vengono date attraverso queste opere così importanti. Vi auguro veramente di apprezzare e di vedere con gli occhi del cuore e dell'anima queste opere che sono veramente straordinarie. Rieccoci in studio, mi viene voglia di andare a rivederla per l'ennesima volta. Allora, andando avanti, ora vi parlo di due mostre che non ho visto, ve le anticipo perché hanno già aperto da un pezzo, sono mostre che ho in mente di andare a vedere, però ora ho iniziato con la tesi, sto scrivendo la tesi, quindi ogni giorno è essenziale per me, quindi devo un attimo capire come fare. Comunque questa prima mostra è la prima che andrò a vedere a Milano. Sono due mostre entrambe a Milano, mostra che sicuramente mi farà impazzire perché il luogo è Fondazione Prada, che non sbaglia mai, ecco, io credo che Fondazione Prada non abbia mai fatto una mostra che mi abbia deluso, credo veramente mai, e sono sempre attenti, fanno un sacco di ricerca, stampano dei cataloghi meravigliosi, allestiscono divinamente. I nomi che scelgono di mettere in mostra sono dei nomi o meno noti, quindi fanno un lavoro di riscoperta storica come in questo caso, oppure sono degli artisti emergenti che stanno decollando e loro sono sempre tra i primi ad arrivarci. In questo caso la mostra è di Domenico Gnoli, mostra che è già stata inaugurata ormai quasi un mese fa, però è una mostra che finirà il 27 di febbraio, quindi ci sono 4 mesi circa. Io andrò quasi sicuramente a visitarla, andateci anche voi. Domenico Gnoli chi è? Dico chi è e non lo dirò per la prossima mostra perché si sa già chi è. Perché? Perché è un artista fantastico, esageratamente stellare, che costa l'ira di Dio, però è un artista di cui si parla molto poco. Perché? Perché è un artista morto a 37 anni, come Tancredi, artista che è scomparso nel 1970, quindi già da un bel pezzo, e in questi ultimi anni non è che abbiano fatto tante mostre di Gnoli. Si è attivata per assurdo di più la Biennale di Venezia, che dalla sua scomparsa oggi l'ha rievocato ben 3 volte, l'ultima nel 2013, ma altrimenti mostre di Gnoli non è che ce ne siano tante, anche perché per il fatto che di opere ne ha fatte poche. Chiaramente è mancato a 37 anni, morto di cancro a New York, un artista che già in vita, ecco, era famosissimo, costava delle cifre altissime per quegli anni, cioè a parità di anni costava il quadruplo di Fontana, per dire, quindi è veramente un artista riconosciuto già in vita come un genio. Riuscì ad esporre a Documenta Kassel poco più che trentenne, per dire, se non sbaglio erano i primi anni 60, tipo 64-66 quando espose a Kassel, quindi un genio, un gigante. In questa mostra vengono esposte oltre 100 opere insieme a una documentazione storica molto ricca. Perché? Per il fatto che questa mostra porta una curatela importantissima, ovvero quella di Germano Celant. E qui voi mi direte, ma come? Ma Celant è scomparso ormai in pieno Covid nel 2020, no, a marzo dell'anno scorso, marzo, aprile, maggio, giù di lì. Come ha fatto a curarla? Allora, ce l'ha fatta perché questo era un progetto che era iniziato prima del Covid, che poi è stato sospeso, un tira e molla lunghissimo. Sono riusciti a fare questa mostra grazie a un accordo chiuso con un museo pubblico di New York, e quindi è stata fatta una mostra che porta l'idea progettuale, l'allestimento, l'idea del catalogo che inizia con la cronistoria, eccetera. Quindi tutta l'idea di insieme è di Germano Celant, chiaramente ricreata a sua immagine e somiglianza.
Io sono curiosissimo di vedere cosa è uscito fuori, perché tutte le ultime mostre di Celant, io ve le ho recensite tutte, da quella di Cunellis, Biennale di Venezia di ormai 3 anni fa, alla mostra di Vedova a Palazzo Reale, l'ultima mostra di Vedova, l'ultima mostra in generale curata da Celant finché lui era ancora vivo, quindi una serie di mostre veramente molto molto forti. Allora, che dire di questo artista? Cosa ha dipinto? Domenico Gnoli è noto soprattutto, non ha dipinto solo quello, però è la cosa che l'ha reso più noto, sono le opere che fanno i super mega record, perché lui ha delle cifre, ecco, viaggia su cifre incredibili. Vi dico subito i prezzi, poi andiamo alla biografia. Allora, il suo record asta è di 7 milioni e mezzo di euro, quindi già si parla di una cosa clamorosamente alta. Ecco, la seconda opera più cara 5 milioni e mezzo, poi altre 4 opere sopra i 2 milioni, quindi non proprio un'opera accampata lì e poi tutto il resto non costa, ma veramente oggi chi trova un'opera di Gnoli, se la metta via almeno 1 milione di euro deve sganciarli, poco ma sicuro. Soprattutto il ciclo, appunto, quello che l'ha reso più noto, che è un ciclo veramente particolarissimo, perché se pensiamo agli anni, ecco, lui nel 53 aveva 20 anni, quindi dal 53 al 70 circa, in verità poi è negli anni 60 principalmente che esegue queste opere, sono una sorta di lente di ingrandimento sul mondo più normale, sulla quotidianità più banale che possa esistere, ovvero delle opere anche grandi per formato, in cui c'è una sorta di zoom, no? C'è una sorta di sguardo incredibile su magari il nodo di una cravatta, sulla treccia dei capelli di una donna, oppure su un tessuto, su una tramatura, su un lenzuolo, su un cuscino, su un vestito, su un bottone, su un nodo. Quindi ecco, sono dei super zoom su degli elementi talmente inutili che nessuno si fermerebbe mai a guardare. Eppure in quegli anni non c'era nessuno che dipingesse una cosa simile. Non si può neanche parlare di iperrealismo, perché quello nasce dopo, nasce negli anni 70, quindi qua siamo 10 anni prima, se vogliamo, è stato veramente un apripista. Non si può parlare neanche di metafisica, è un qualcosa che va proprio oltre, non ha etichette di nessun tipo, è un artista unico. Io credo che nessun altro, né prima né dopo, né mai possa fare una cosa del genere, perché è veramente un qualcosa di fuori da ogni concezione di arte. Però già all'epoca ci si era resi conto del calibro dell'artista, ci si era resi conto che forse questo sguardo forniva un qualcosa in più rispetto alla realtà. Perché? Perché è un qualcosa che nella realtà non verrebbe mai preso sul serio. Se ci pensiamo un po' alla mossa che ha sempre fatto Kunz, ma in maniera molto meno elegante, molto meno raffinata, molto meno intellettualmente superiore. Quindi se pensiamo, chi mai oggi si metterebbe lì davanti a un maglione di lana a guardare nodino per nodino tutti i punti, tutte le cuciture, tutta la tramatura? Non lo farebbe nessuno, ma per il semplice fatto che non ha neanche senso, non se ne viene a capo di nulla così. Invece lui ha detto: fermiamoci, proviamo a guardare da vicino, ma molto da vicino, con la lente di ingrandimento. Che cosa? La vita di tutti i giorni. Qualcosa di una banalità assoluta, dipinta magistralmente. E ecco, può sembrare un gioco di parole, ma è la realtà. Lui ha dipinto senza fronzoli i fronzoli. Cioè lui è andato a dipingere veramente la decorazione, tutto ciò che ci sia di decorativo, senza essere decorativo, ma anzi essendo narrativo. E questa è la cosa incredibile di Gnoli, cioè lui è veramente andato oltre. 7 milioni e mezzo, 5 milioni e mezzo, 4 milioni, 3 milioni, 2 milioni sono prezzi che mi danno ragione, o meglio, non a me, all'arte di Gnoli. E vi dicevo, è un artista di cui merita che ci sia appunto una mostra, perché avendo dipinto veramente poco, il 90% delle opere sono tutte in mano di privati o sono già nei più importanti musei al mondo, perché lui ha opera al Victoria and Albert, alla Tate, al Pompidou,
al MoMA, a Berlino, alla Gnam di Roma, al Guggenheim, al Maxi, cioè lui è ovunque. Tutti i musei più importanti al mondo hanno le opere di Vignoli, una sola perché di più è impossibile. Tutto il resto sono già state vendute. Quindi di Vignoli non si trova niente, niente. E per dirvi, Art Basel, 3 edizioni fa, prima del Covid, opera di Vignoli in vendita, unica opera di tutta Art Basel, non ho chiesto il prezzo, non ne ho idea, però Art Basel, opera grandina con 2 cuscini, mi ricordo, bellissima, una cosa fantastica, almeno 1 milione l'avranno chiesto, ma a occhio e croce forse anche qualcosina in più. Ecco, si sono fermati tutti a fare le foto, tutti quanti. Perché? Perché Art Basel presuppone un pubblico veramente molto alto, gente che conosce il lavoro di Vignoli, sanno che le opere sono introvabili, quindi è stata un'opera fotografata al massimo, al massimo. Quindi per dire il mercato di Vignoli come si muove, ecco. Per dire, tra l'altro, un artista che vi dicevo già affermatissimo in vita, un artista coltissimo, artista che era figlio di un critico d'arte, suo nonno era un critico d'arte, artista che è stato anche illustratore, ha lavorato nel mondo del teatro, dei costumi per teatro, quindi ha fatto tante cose, proprio un genialoide, il classico genio, che già in vita costava delle cifre pazzesche. Il primo risultato d'asta su ArtPrice segnato risale ai primi anni 80, per dire, e vi dico, già nell'88 aveva superato i 100.000 euro, quindi cifre alte, molto molto alte. Tra l'altro, cifra per l'epoca, bisognerebbe capire a quanto corrisponderebbe oggi quella cifra per il peso che avevano i soldi. Chiaramente non c'erano ancora gli euro, sono cifre che sono state trasferite da lire, euro, quello che era, però comunque bisognerebbe capire bene che peso avevano quei soldi in quegli anni, perché 100.000 non restituisce l'importanza di quel prezzo all'epoca, era come dire molto molto di più di 100.000. In ogni caso, avete visto queste primissime opere, finché ve lo raccontavo, del lavoro di Vignoli. Io non ho visto la mostra, la voglio vedere, appena ci andrò, se ci andrò speriamo, vi farò un video fatto meglio. Adesso direi di andare alla seconda mostra che ho in mente di visitare a Milano, ce ne sono tante più di 2, però io ho scelto queste 2 adesso. Mostra di Pablo Acciugarri, Palazzo Reale, Milano, artista che trattiamo, che trattano tante gallerie, artista di nuovo eccezionale, anche lui che costa delle belle cifrette, perché qui, per dirvi, record registrato di ArtPrice è poco meno di $500.000 euro, ed è un prezzo che risale a un paio di anni fa, però vi assicuro, Acciugarri costa molto molto di più di $500.000 euro, anche perché l'opera che ha fatto questo prezzo è un'opera alta 2 metri, che per le misure di Acciugarri non è chissà cosa. Lui ha fatto anche opere di 5, 6, 8 metri, quindi ecco, se dessimo un prezzo a quelle supereremmo di gran lunga il 1.000.000, ma a mani basse. Quindi Acciugarri è un altro artista che costa non poco, può salire ancora sicuramente, perché è un genio nel sapersi vendere, è un artista che si vende benissimo, è un artista richiesto da mezzo mondo adesso, è un artista che si sa muovere bene tra le fiere, le mostre, le occasioni pubbliche eccetera, quindi è molto attento, motivo per cui chi compra Acciugarri sa che è in una botte di ferro, perché può solo salire, perché lui è veramente di una serietà, è un vero professionista del settore. Quindi Acciugarri per me è un bunker, è proprio una miniera d'oro. Per dire, è stata fatta questa mostra pubblica, questa grandissima antologica a Palazzo Reale a Milano, dove Sala delle Cariatidi, che è un luogo dove l'ultima mostra che hanno fatto era proprio la mostra di Emilio Vedova che vi dicevo prima. Io andai ormai 2 anni, anche un po' più di 2 anni fa, e ho fatto questo video, gira ancora, lo so, su Horler TV, ogni tanto Giovanni facendo la domanda quando c'è un Vedova in diretta. Quella è stata l'ultima mostra, vi dicevo, da vivo di Celant, quindi ha potuto curare una mostra fantastica
Tra l'altro io ogni anno faccio la classifica delle mostre più belle che ho visto. Dell'anno scorso quella è stata la mostra più bella in assoluto che ho visto. L'ho detto, l'ho ridetto, l'ho stradetto, è stata una mostra fantastica. In questo caso trova sede questa grandissima monografica di Acciugarri, ovvero qua si parla di oltre 40 opere, non ce ne stanno di più perché la sala non è immensa, però è una sala molto suggestiva, è una sala che ha un suo fascino perché è fittamente decorata, ma è decorata rovinata, nel senso che durante la seconda guerra mondiale questa stanza aveva subito dei danni ingenti che sono stati restaurati solo fino a un certo punto, come per preservare la memoria storica dell'evento. Quindi quando voi entrate, vedete nelle decorazioni, negli affreschi, eccetera, che ci sono i segni del tempo. Quindi non è il palazzo storico tirato a lucido, è la sede storica che reca tutti questi segni, che secondo me hanno un fascino veramente incredibile. E quindi quando si fanno le mostre, in questo caso di scultura che rende benissimo, ecco, sono certo che è uscita una cosa magnifica. Tra l'altro abbiamo delle foto magnifiche che abbiamo il permesso di utilizzare per questo corner. Le state già vedendo da un po', diciamo che comunque io mi riservo il fatto di parlarvene meglio una volta che sarò stato alla mostra, magari con qualche video per capire anche gli spazi. Ecco, il vantaggio dei video in queste mostre, soprattutto di scultura, è capire gli spazi, le distanze, il fatto di muoversi tra le opere, in mezzo alle sculture, che è un qualcosa che con le foto forse si perde un po'. E quindi vi ho anticipato le due mostre che voglio assolutamente vedere a Milano. Adesso direi di andare agli ultimissimi argomenti, nello specifico quali? Allora, vi dicevo un'asta, l'asta che si è tenuta, ecco, vi avevo detto prima Sotheby's, scusatemi, era Christie's Milano, perché c'è stato un record di cui non posso prendermene il merito perché sarebbe follia, però credo che sia servito. Si è servito cosa? Allora, il titolo, ed è stato il titolo del Sole 24 Ore, è stato il titolo di Art Tribune, il titolo di Exibart, il titolo di tutte le riviste di settore e non solo, ovvero il fatto che il titolo, che risale al 20 novembre 2021, dice record per Virgilio Guidi. E qui dico, e vai, perché? Perché di Virgilio Guidi abbiamo fatto la mostra, no? Ve l'ho raccontata al Cesare's Corner, ormai da un po' di giorni va in onda il video nel nostro canale di questa mostra curata da Dino Marangon, Stefano Cecchetto, Giovanni Granzotto, in collaborazione con altre persone che sono intervenute come testi critici, Antonella Alban, Giovanna Niero, io e tanti altri. E io sono stato alla mostra, ho intervistato i curatori, ho fatto le riprese, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto uno speciale di opere proprio su Virgilio Guidi pochi giorni prima di quest'asta, quindi ne abbiamo parlato, ci abbiamo speso tanto tempo, anche soldi. Pochi giorni dopo, record Virgilio Guidi. Allora, sicuramente nessuno dirà mai che è merito nostro di chissà chi, però secondo me chi è attento, chi è soprattutto ha voglia di dire la verità, non può negare che a distanza di pochi giorni dalla mostra più grande mai fatta di Virgilio Guidi della storia ci sia stato il record. Credo che sia veramente da pazzi non leggere questo piccolo dato che non mi sembra neanche troppo piccolo. Quindi sono contento perché se lo merita. Di cosa però sono meno contento? Del prezzo, perché io non sapevo quale fosse il record di Guidi in asta. Io so a quanto si vendono alcune opere di Guidi tra transazioni tra gallerie, privati, eccetera. Quando ho letto il prezzo ho detto ma come, è troppo poco. Ovvero il prezzo è, e anche qui, qui si parla di cose folli comunque, robe dell'altro mondo. Nudo allo specchio di Virgilio Guidi del 1913. Allora, già con Nudo allo specchio so il soggetto, lo conosco benissimo. Opera del 1913, ok? So che prezzi ha tra gallerie.
stima in asta 10-15 mila euro. Ma come fa ad avere una stima di 10-15 mila euro? Ma io mi chiedo, questi che fanno le stime, ma hanno mai visto un'opera di Virgilio Guidi in vita loro? Poi, tra l'altro, esposto alla Galleria Gianferrari, Biennali di Venezia a manetta e fanno una stima di 10-15 mila euro. È il colmo. Per fortuna è stata aggiudicata a 93 mila euro, quasi 94, poi ci sono i diritti, quindi opera che ha superato i 100 mila euro, per fortuna. Però è troppo poco. Cioè, un'opera del 13, 93.000 euro più diritti, a me sembra veramente troppo poco, anche perché questi sono prezzi che non rendono giustizia all'artista e soprattutto non dicono nulla del vero mercato di Guidi, perché vi assicuro, li abbiamo venduti noi stessi come Galleria Orler, opere di Virgilio Guidi meno importanti a prezzi più alti, semplicemente. A altri prezzi, non sono i 10-15 mila euro. Io veramente vorrei incontrare il genio che ha dato una stima del genere, perché vi ripeto, questo è uno che non ha mai visto un Guidi, che non sono cose folli, vabbè. Oltre a questo però ci sono stati altri risultati di cui vi voglio dire proprio brevissimamente, perché a me interessava questo dato nello specifico, ovvero il fatto che è stata un'ottima asta, 50 lotti in vendita, è stato venduto il 91% di questi lotti, totale di incasso 8.240.000 euro, per un totale del 97% del valore di tutta l'asta, quindi le opere più importanti sono andate tutte. Nello specifico, per cosa si può dire, che cosa si può sottolineare di questa sessione d'asta? Tra le varie opere vi faccio vedere l'opera più importante che è stata aggiudicata come prezzo, Una natura morta del 41 di Giorgio Morandi, venduta a 1.820.000 euro, un concetto spaziale del 57 di Lucio Fontana, venduto a 1.580.000 euro. Entusiasmo anche per Alighiero Boetti, che aggiudica un'opera Aerei del 1977, una delle prime opere di questa serie e l'unica finora conosciuta con lo sfondo multicolore e le scie degli aerei visibili, che arriva a 350.000 euro. Vi dico, neanche tanto, anche perché aveva una stima di 200-300.000, quindi 350 non è che abbia fatto proprio furore, poteva fare molto di più visto l'unicità dell'opera. Passa di mano anche uno specchio di Pistoletto senza titolo del 76, aggiudicato di nuovo a 350.000 euro anche quest'opera. Enrico Castellani è venduto ad un australiano a 262.500 euro, quindi bene che Castellani lo chiedano anche in Australia. Detto questo, sottolineo altre 2 o 3 cose. Ecco, io vi sto leggendo l'articolo di Art Tribune, quindi lo potete trovare tutti, vi dicevo 20 di novembre. L'opera d'arte Comizio del 1950 di Giulio Turcato, con una stima iniziale di 35-50.000 euro, viene venduta a 150, quindi 3 volte la stima massima. Poi tra i protagonisti qua si sottolinea anche Giacomo Balla, con diverse opere di rilievo, l'opera del 1906 Pastello su carta che si intitola Cantano i tronchi, opera posseduta da Marcello Mastroianni, che ora viene venduta a 137.000 euro. Poi viene venduto anche Complesso plastico di frastuono più velocità, linea di velocità, questo è tutto il titolo, che da una stima iniziale di 40-60.000 euro viene aggiudicato a 187.500 euro. Infine Velocità astratta più paesaggio del 1914, opera storica, arriva a 181.000 euro, quindi ottimi prezzi anche per Balla. E ora, andando invece all'ultimissimo argomento e poi chiudo, una notizia veramente, ecco, non c'entra con le cose che tratto io, però questa volta, siccome è un qualcosa che veramente non si vedeva da un pezzo, ho detto lo inseriamo perché ne vale la pena. Allora, anche qui vi leggo un articolo di Art Tribune del 25 novembre 2021 che si intitola Afrodite di Hamilton. Creduta scomparsa, la mitologica scultura riappare in un'asta da Sotheby's.
Il 7 dicembre 2021 sarà l'Incanto con una stima di partenza compresa tra i 2 e i 3 milioni di sterline, quindi già qualcosina in più in euro, l'antica statua di cui si erano perse le tracce. Era apparsa per l'ultima volta in un'asta di New York nel 1949, oltre 70 anni fa. Ecco tutta la storia. E poi inizia l'articolo, che non vi leggo tutto perché sono 2 pagine. In sintesi, l'Afrodite di Hamilton. Allora, l'Afrodite di Hamilton è un'opera di epoca romana che risale al I-II secolo d.C., che raffigura l'Afrodite capitolina di straordinarie dimensioni, 187 cm di altezza, più il basamento, quindi arriviamo a 2 metri di scultura. Perché è così importante? Uno, perché è rarissimo trovare un'opera di questo periodo storico perfetta. Non ha un graffio, non manca neanche un pezzo, quindi già per le condizioni di conservazione è un qualcosa di unico. Fa notizia il fatto che sia stata ritrovata dopo tutto questo tempo. Vi analizzo brevissimamente i passaggi dell'opera. Perché si chiama l'Afrodite di Hamilton? Perché la prima volta, le prime tracce di quest'opera risalgono al 1775, quando a Roma il mercante d'arte e pittore neoclassico Gavin Hamilton ne dà una testimonianza. Quindi tutto risale a questo Gavin Hamilton. Fatalità, gioco una coincidenza, nel 76, l'anno dopo di questa prima testimonianza, l'opera viene venduta al duca di Hamilton, che non c'entra con quest'altro Hamilton, che si innamora a prima vista di questa opera, la compra e la porta all'Hamilton Palace di Lanarkshire in Scozia, dove rimane per 144 anni fino al 1919, data che ci fa già drizzare un po' le orecchie. L'opera viene venduta alla casa d'asta Spink & Son di Londra al magnate dell'editoria William Randolph Hearst. Poi nel 1940, quindi quasi 21 anni dopo, l'Afrodite di Hamilton viene venduta di nuovo e viene acquistata per, sentite, $2.000. Allora, anche qui non so a quanto corrispondono $2.000 nel 1940, però sicuramente molto meno dei 2-3 milioni di stima che ha adesso. Viene venduta a chi? Al mercante d'arte di origini ungherese Josef Brummer, scomparso nel 47, quindi resta poco. Nel 49 rivenduta di nuovo, venduta all'asta dalla famiglia Brummer, dalla casa d'asta Park Burnett Galleries a New York, vi dicevo. Da questa data, dal 49, non si sa più nulla. Non sappiamo se l'opera sia stata venduta tra privati senza che nessuno lo sapesse altre 50 milioni di volte. Non lo sappiamo. Sappiamo che l'opera finalmente torna in asta. L'articolo si conclude con un augurio, che è un augurio anche mio, nel senso che si dice: speriamo che quest'opera, che il prossimo acquirente sia un'istituzione culturale, magari italiana pure, non sarebbe proprio male secondo me. Chiaro, bisogna sborsare. Allora, quando si trovano opere di questo tipo, tutte le stime sono fuori, è come quando vanno all'asta i Botticelli, no? 60-80 milioni, va all'asta 200 milioni, va all'asta, cioè, quando sono opere di questo tipo non si possono fare stime, qualunque stima è veramente a ribasso. Adesso vediamo quale sarà la pubblicità che si muoverà intorno a questo evento, a questa data. Vi dicevo, se qualcuno di voi la volesse comprare, vi ricordo la data: 7 dicembre 2021, Sotheby's Londra, 2 milioni, 3 milioni. Io quando sarà vi riporterò la notizia, vedremo a quanto andrà. Che abbiano il via le scommesse, secondo me supera i 5 milioni, poi voi mi direte, magari fa mezzo milione, bravo chi l'ha presa. Comunque vediamo cosa succederà. Dai, siamo giunti alla fine anche di questo corner. Io allora vi ringrazio per avermi seguito. Non so di che cosa tratterò i prossimi corner, vediamo. Ora ci sono
tante cose in ballo, devo visitare un paio di mostre, non quelle di Milano ma altre, vediamo se ci sarà qualche studio visit, qualcosina. Comunque seguitemi, vi ricordo pagina Instagram, pagina Facebook, canale YouTube, eccetera eccetera eccetera, sono le solite cose. Chiunque si fosse perso qualche corner lo riveda, soprattutto l'ultimo di Fabrizio Spadini, perché vi ripeto è piaciuto tantissimo, sono arrivate una valanga di segnalazioni, apprezzamenti eccetera. Chiunque se lo fosse perso lo recuperi. Vi ringrazio, vi saluto, buona serata a tutti.